Salire su un'immaginaria macchina del tempo e torniamo indietro, molto indietro. Torniamo a Napoli di fine 800. Ecco, questo è il viaggio di stasera. Siamo nel Napoli di fine 800, si è creata l'Unità d'Italia nel 1861 e i Borboni hanno smesso il loro regno che durava dal 1734. I Borboni sono stati dei monarchi importanti per il regno delle due Sicilie, ma non hanno saputo sfruttare la modernità che richiedeva la storia. Avevano trasformato la realtà agricola in una realtà industriale, avevano iniziato un ammodernamento della monarchia, da monarchia feudale a monarchia amministrativa, ma non erano riusciti a capire la borghesia e il ceto emergente e non sulla forza della plebe, dell'appoggio della plebe. I monarchi sono caduti, Giuseppe Garibaldi ha conquistato l'Italia, ma per il regno delle due Sicilie inizia un profondo, un importante decadimento in tutti i settori. Crolla l'industria, Napoli conosce la miseria, la povertà, l'emarginazione. Inizia la questione meridionale che ancora oggi non è risolta. Ma a questo popolo che cosa rimane? Rimane la sua gioia di vivere, rimane la sua strepitosa allegria. E su tutte le strade di Napoli ci sono scene di vita febbrile e di vivida bellezza. Passami tan contento sotto il letto, ma non te la sa mai più, perché rindocarmi c'è stai sulla venta tu, quanto è bella sto cielo, quanto è bella sto mare, tutto attorno mi pare che è tornata gioventù e che sale giardina come fresca e gentile a guardare chi stu solo la sente te bene o paese campare e quanta acqua te non mare tanta lacrime tu cor e che ognuno tutto l'ora che speranze di perché lindo caro mio c'è stai sulla venta tu, quanto è bella sto cielo, quanto è bella sto mare, tutto attorno mi pare che tornata gioventù e che sai e giardini come fresca e gentile a guardare chi stu solo